Io benvenuto a tutti i creators che dal 7 marzo al 7 giugno si occuperanno del Veneto. Sono 7 squadre, 4 creators per ogni squadra, quindi 28 ragazzi che parleranno delle bellezze del Veneto. Parla assolutamente ai giovani, ma con un occhio attento a tutto il territorio. I creators sono principalmente profili molto giovani, ma non sempre, nel senso che sono profili misti. La cosa che ci interessa non è tanto l'età, ma il fatto che sappiano utilizzare il digitale e sappiano utilizzare contenuti che parlano in modo innovativo e quindi raccontino il nostro territorio con una forma nuova. E quindi che sappiano anche raccontare il Veneto, in particolare possibilmente in Veneto? Assolutamente, abbiamo molti profili che utilizzano la lingua locale, di questo siamo molto fieri e crediamo sia molto importante per tenere alte le nostre radici, il nostro territorio. Creators, non influencer, la differenza? La differenza principale è che un influencer è una persona che ha certamente tanto seguito, ma non sempre sa creare contenuti in modo innovativo. Il creator invece si specializza nel creare nuove forme di contenuto, Reels, TikTok, contenuti appunto che parlano un linguaggio nuovo, e questo fanno i creator, hanno quindi una grande base tecnica. Quando io parlo